È terminata anche la gara di ritorno tra Athletic Club Palermo e Palermo Calcio a 5, un derby finito con il risultato di 4-1, rimonta della formazione in maglia nero-rosa. Oggi siamo qui infatti con uno dei protagonisti, mister Alfonso Miosi. Le chiedo un giudizio sulla partita. Allora, io sono stracontento. Veniamo da 2 settimane dove per diversi motivi non siamo riusciti ad allenarci nemmeno in 10, o per motivi di infortuni perché oggi ci mancavano altre 3 persone, o per motivi perché è un periodo di ferie e non essendo professionisti non possiamo negare le ferie. Ma nonostante questo io ho detto sempre ai ragazzi di pensare un risultato sulla doppia gara, non solo all'andata. All'andata abbiamo impostato la gara per ovvi motivi, soprattutto perché eravamo in pochi in maniera passiva a metà campo e giocare di contropiede. Oggi che fortunatamente ci sono rientrate 3 pedine abbiamo pressato a tutto campo, l'abbiamo studiata così e fortunatamente il campo ci ha dato ragione. Oggi uno dei protagonisti, forse non ci si poteva aspettare di lui, Marco Tabita. Sì, Doppietta, esatto. un ragazzo classe 2005. Esattamente, è un ragazzo che io seguo dall'anno scorso era nel Monreale, ci punto tanto, ha delle doti pazzesche, appunto è un 2005, quindi immaginatevi, ha fatto doppietta. Io punto molto sui giovani, in rosa ho 8 o 9 giovani su 16 addirittura. Il futuro sono loro, quindi diamoci fiducia e continuiamo a giocare e lavorare soprattutto così. Adesso bisogna invece segnare una data sul calendario, che è quella del 9 settembre, prima di campionato contro il CUS Palermo, un altro derby, mister, che possa essere forse di buon auspicio anche alla luce di oggi? Sì, intanto abbiamo passato il turno, oggi è già una cosa, fino a ieri e oggi pensavamo a questa, ora da stasera, perché io sono malato, io penso subito alla prossima, da stasera o da domani inizieremo a pensare a giocarci la partita col CUS, vediamo cosa succede. Noi ovviamente partiamo sfavoriti, loro devono vincere il campionato, noi siamo una mina vagante.